Sì? Pronto? Oh Alex! Alex del Piero, dimmi fratello, dimmi. Ho saputo. Sarai il nuovo presidente della Juve. Speriamo che si faccia subito. Come? Ah, prima deve finire Allegri questa stagione? Già, sperando che si qualifica almeno in Champions, sperando, sì, hai ragione. E allenatore chi prendi? Ah, bravo, allora è vero, Antonio. Bravi. Mi raccomando, Alex, fateci sognare, fateci tornare la Juve di una volta. E i bei tempi, quella tua Juventus, ricordi? Lo so, certo. Sì, vinceremo tutto. E ci credo, con te e Antonio vinceremo tutto. Ci credo, fratello, ci credo. Grande capitano, grande. Non vedo l'ora che finisce questa stagione, dai. Speriamo che Pirla non fa altri danni. Lo capisco. Va bene. Scusa, ci posso chiamare a quel cesso, ci posso chiamare ad Allegri, a Massimiliano. Ah va, fammi chiamare, c'è di una parola. Sì, non ti preoccupare, sarò educato, non ti preoccupare. Ciao. Ah, non ti chiamo a quel testa di minchia. No. Ma io mi spacchio. Pronto? A un disinfeccato. Massimiliano, mi senti? Come sei combinato? Con Monza come siamo combinati? Ci sì o non ci sì? Oh, mi raccomando, fai la stessa partita con l'Inter, fai lo stesso secondo tempo. Non mi fare girare i coglioni perché te lo giuro ti vengo a prendere a Torino. Mi ricapì, cannai. Che cosa voglio dire? Lo sai che voglio dire? Parai con un amico ancora. Cioè, giorni contate, le settimane contate, i mesi al massimo. Cerca di non fare minchiate, quanto meno qualificati nella Champions, perché l'anno prossimo si cambia musica. Che voglio dire, a poi non ti interessa, stai tranquillo. Domenica dobbiamo vincere, senza chiacchiere, senza mai, Monza è una squadra, gioca bene, gioca male. Noi siamo la Juve. Che specchio? Che vuol dire, scusa? Oh, non fare stronzate. E non fare giocare Alessandro. Portatillo, l'ha preso, devo mettere a taglio, ma non fare giocare Alessandro. Non lo sai. Vabbè, ci sta giocando, comunque. Sì, vengo. Vengo perché se tu non mi dici devi dare un cazzotto da tigna. Sì. Ora chiudi che mi sta scassando un cazzo. Ciao.